Cari telespettatori, come vedete un altro capitolo che apriamo con la Confcommercio del Veneto e quindi su diverse tematiche di grande attualità. Uno degli argomenti che andremo ad affrontare, oltre alla nostra consueta ricetta, che è una finestra per scoprire il nostro territorio anche sotto il profilo enogastronomico e scoprire la personalità di ristoratori, chef, interessati anche al mondo che sta oltre naturalmente i fornelli e ben informati al riguardo. Parleremo di deflazione, del settore moda, come sta andando, faremo un cenno anche a diversi temi di attualità economica, politica, sociale, insomma vedrete, dovete seguirci necessariamente. Protagonista odierni come sempre i nostri super esperti. Eddie Sommariva, grazie di essere nuovamente qui con noi, consigliere delegato di Confcommercio del Veneto, supportato da ben ritornato anche Giannino Gabriel, presidente regionale Federmoda Italia, grazie anche a lei. Ci parlerà un attimo sulla contraffazione, darà dei chiarimenti necessari, ne abbiamo parlato più volte, però è importante anche specificare alcuni aspetti. E ben arrivato anche Alberto Basso, chef patron, protagonista della ricetta di 2 settimane fa e adesso in carne e ossa qui con noi in studio. Allora, io direi, prima di dar via alla ricetta che un po' apre sempre le nostre trasmissioni, 2 parole proprio introduttive sul discorso della deflazione, perché è l'argomento di questi giorni, anche se il settore alimentare, gli alimenti non ne sono stati propriamente coinvolti, cioè c'è stato un aumento, un ritocco dei prezzi nel settore alimentare, quindi questo riguarda anche il tema di quest'oggi. Beh, allora intanto dobbiamo dire che la deflazione vuol dire che i prezzi non aumentano, anzi diminuiscono. La deflazione viene misurata su un paniere di beni, anche alimentari, e sembra che quello che ha tirato giù l'indicatore sia il prezzo dell'energia, della benzina, del petrolio in particolare. Poi dobbiamo dire che siamo ritornati al livello di deflazione della fine degli anni 50. Fantastico. Quando cominciava il boom dell'Italia. Speriamo che sia di buon auspicio, che cominci anche il... Però mi premeva fare questo concetto, no? Che, cosa vuol dire per il settore produttivo, per il commercio, per il turismo, per i servizi una deflazione? Vuol dire che non c'è domanda abbastanza, bisogna abbassare i prezzi, il che in generale, se l'economia tira, non fa male. Fa male quando questo abbassamento dei prezzi riduce i margini dell'impresa. Sono quei margini che l'impresa utilizza in periodi di ripartenza, come dovrebbe essere questo, per innovare, per diventare più competitivo. Cioè allora il consumatore deve essere preoccupato di questo, perché magari fa un risparmio oggi, ma impedisce all'impresa di essere innovativa domani e quindi magari ci rimette. Ecco che allora avere una deflazione è un fatto molto negativo per l'economia. Sarebbe bene avere un po' di inflazione, un po'. Non tanta, il +1, il +2, quello che, come dice il mio amico presidente regionale, vorrebbe fare Draghi con quei soldi che dovrebbe dare alle banche, per le imprese e per le famiglie. Dico bene? Benissimo. Ecco, soltanto una cosa, che i cittadini hanno sempre meno soldi nelle loro tasche, perché ormai stanno raschiando, l'occupazione dà dei segni, qualche labile segno positivo, però di fatto è una situazione drammatica anche per molti imprenditori. Parleremo anche di un suicidio che è avvenuto di un altro imprenditore in grossissime difficoltà, non hanno possibilità di spendere, per cui questa cosiddetta deflazione, noi abbiamo fatto anche un sondaggio tra le persone eccetera che non l'hanno, ma ho guardato anch'io, ho cercato di raccapacitarmi, non è così vista, cioè i prezzi sono ancora aumentati, c'è stato chi ha il coraggio ancora di aumentare, non parliamo della grande distribuzione perché ha fatto il ritocco in alto, al di là delle offerte, qualche cosa, e dei servizi turismo sono aumentati. No. Io ho dei segnali proprio... Nel nostro paese siamo tutti allenatori di squadre di calcio, siamo tutti commissari unici, siamo tutti sondaggisti. Non è così. Quindi non vi risulta, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Cioè negli ultimi 10 anni le tariffe pubbliche sono quintuplicate. I prezzi, per esempio, di alcuni elettrodomestici di base si sono ridotti di 5 volte. E sono 2 mercati paralleli, il mercato pubblico che tira su e il mercato privato che è costretto ad andare giù. E quindi questo è il problema per focale. Ridare potere d'acquisto alle persone, alle famiglie, bisogna
non si può aumentare molto lo stipendio, bisogna ridurre le tasse. Eccola, e questo è l'aspetto, siamo arrivati anche al cuore del problema, poi daremo la parola anche a Gabriele, sentiamo cosa ne pensa anche Basso. Allora, partiamo però subito con la nostra ricetta, immergiamoci in un'altra realtà e quindi vediamola insieme. Buongiorno, mi chiamo D'Agostini Giovanna, sono la titolare e anche la cuoca del ristorantino La Joy che si trova a Lasen di Feltre. Lasen è un piccolo paesino di montagna, quasi a 600 metri, che si trova proprio alle porte delle Dolomiti. Oggi vi ho portato come ricetta un piatto nostro tipico con ingredienti assolutamente autoctoni, partendo dall'orzo delle valli bellunesi, che è una riproposta dei contadini, degli agricoltori della cooperativa della Fiorita, che insieme all'Istituto Agrario di Feltre hanno ricreato queste vecchie culture, queste culture antiche. E adesso l'orzo delle valli bellunesi viene raccolto nei nostri campi, che ovviamente non sono proprio così di facile cultura, nel senso che i campi da noi sono in pendii, la raccolta non è facile, il nostro orzo è distico e quindi solo 2 file di semi, nonostante questo però la qualità è ottima, ovviamente. Poi un altro ingrediente, una cipolla, un altro ingrediente abbiamo il nostro radicchio tardivo di Santa Giustina, coltivato quasi per scommessa dalla cooperativa La Campagnola di Santa Giustina Bellunese. E si riconosce, si differenzia dall'altro radicchio perché, essendo il clima più freddo da noi, il radicchio risulta più croccante e più dolce. Mantecheremo il nostro orzotto col burro della Latte Busche, un'azienda che è il nostro fiore all'occhiello, e con il Piave DOP, sempre un prodotto della latteria del Latte Busche, che ha ricevuto appunto la DOP. Bene. Allora possiamo iniziare ad assemblare il piatto. Io, per esigenze di cottura, ho già preparato l'orzo un po' bollito, altrimenti stiamo qua un'ora a far bollire l'orzo. E il radicchio l'ho tagliato a pezzettini, e l'ho messo in un fondo di scalogno. Si fa brasare 3-4 minuti, giusto perché appassisca, ed è subito pronto. Con l'orzo ora fanno la pasta con la farina d'orzo, lo tostano e fanno il caffè d'orzo. Un altro prodotto che ultimamente viene fatto con l'orzo è la birra Dolomiti. La birra Dolomiti, fatta a Pedavena, viene fatto con l'orzo coltivato nella provincia di Belluno. Ammorbidiamo l'orzo mentre il radicchio si brasa bene. Nel mio ristorantino, che è un piccolo ristorantino di 20 sedie che ho aperto 6 anni fa per passione di cucina, volevo mettermi alla prova se ero capace, e così ho aperto questo mio luogo del cuore. Uso molto i prodotti del territorio, una cucina semplice e tradizionale, però con i prodotti del territorio, perché noi sì, siamo in montagna, le Dolomiti più belle del mondo, le montagne meravigliose, paesaggi splendidi, ma non abbiamo grandi quantità di prodotti come in pianura, e usiamo i nostri prodotti di eccellenza, come il formaggio DOP, il formaggio Piave della Latte Busche. La latteria è nata nel 1954 da 36 soci lungimiranti che hanno visto nella cooperativa il modo migliore per superare la crisi dell'agricoltura di quegli anni. In effetti ora i soci sono più di 400 e la latteria produce dei formaggi di eccellenza come il Piave, che ormai è conosciuto in America, in Canada, anche all'estero, è molto apprezzato. Ecco qua, il nostro orzo è pronto per ricevere il radicchio tardivo di Santa Giustina, brasato con un po' di
scalogno, mescolo il tutto e insaporisco. L'orzotto può partire anche facendo tostare l'orzo come il riso, però la cottura di questo tipo di orzo, che non è perlato, è molto lunga, nel senso che bisogna stare lì a girare un'ora. Quindi io lo precuocio facendolo bollire mezz'oretta, lui non perde né in qualità né in consistenza, e poi lo manteco con gli ingredienti. Bene, lui è pronto, posso mantecarlo col burro. Un pezzettino di burro. E con del formaggio Piave grattugiato. Fuori dal fuoco, come si deve per il risotto. Ecco qua. Ecco, il nostro orzo è pronto per l'impiattamento. Lo guarniamo con qualche ricciolo del nostro tardivo di Santa Giustina e con un po' di scaglie di Piave. Una grattugiatina di pepe. Ecco qua, il nostro piatto è pronto. Come abbinamento vi ho portato la birra Pedavena, la nostra birra Pedavena, che partendo anche lei dallo stesso tipo di prodotto, ben si abbina al nostro orzotto con radicchio tardivo e il Piave DOP. Salute! Allora, insomma, arriva un'altra valorizzazione del territorio, sempre con prodotti che magari si stanno perdendo. Perché credo, sì. forse il piatto l'ha preso fuori dal bellunese, ma tutto il resto, ecco, c'è da pensare che dopo un piatto così, quelle Dolomiti vanno scalate, quel territorio incontaminato, unico, selvaggio anche, credo che sia veramente un paradiso terrestre che tutti ci invidiano. E il Veneto può andare orgoglioso di avere gran parte delle Dolomiti in casa propria. Dolomiti che vanno visitate dai bambini, dalle famiglie, dalle mamme, dai papà, anche dagli anziani come sono io, e io infatti ci vado molto volentieri. Quindi un appassionato di montagna, sì. Insomma, dai. E poi trovando anche ristoratrici, ristoranti così, beh, si unisce l'utile al dilettevole. Ecco. Cosa possiamo chiedere al nostro chef patrono, visto che siamo in tema di... Sono colleghi, giustamente si devono valutare tra di loro. Come ti è parso? No, è stata molto attenta all'utilizzo della materia prima e del territorio. Piatto semplice, fatto bene, eseguito nel miglior dei modi, e sicuramente io ho avuto anche il piacere di assaggiarlo quel giorno lì, perché ero insieme a lei a fare anch'io il mio piatto. Ed è stato apprezzato. Allora, lei tra l'altro è anche un insegnante proprio presso l'Università del Gusto. Sì, ho avuto il piacere e l'onore di essere chiamato da parte dei docenti, da Marco Perez, che è il docente capo, diciamo, della scuola, dell'ESAC Formazione anche. E mi ha chiamato, mi ha chiesto: Alberto, avresti piacere? Noi avremmo piacere, scusate la ripetizione, ma avremmo piacere di averti come docente, così ci siamo parlati. Ed è stata l'esperienza. Sì, adesso comincio adesso a marzo con i primi corsi, seguirò
sia dei corsi che riguardano gli amatori, quindi le signore di casa, gli appassionati proprio più neofiti, per passare anche a un corso di 40 ore con i professionisti, quindi ragazzi, ristoratori che hanno voglia di crescere un po', vedere tecniche diverse di cucina, cotture diverse. Ecco, dietro le quinte di uno chef patron di un ristorante, abbiamo visto la ricetta la volta scorsa, che cosa ci sta e quindi che percorso è stato fatto, e poi per arrivare anche a insegnare a professionisti così giovani cosa ci vuole? Allora, intanto secondo me si parte da una base di una passione innata che secondo me ci vuole e deve esserci. E dopodiché ho fatto semplicemente gli studi, un percorso che hanno fatto tutti quanti. Ho avuto la fortuna di approdare nei ristoranti stellati, ho avuto il piacere di lavorare a fianco a Nicola e Pierluigi Portinari, si conoscono tantissimo, insomma, un 2 stelle Michelin, il migliore. Quindi l'esperienza? Di Vicenza, tanta esperienza, testa bassa e sacrifici. Vedi, oggi diciamo, i nostri giovani come lui vivono in un mondo, vero Gabriel, ricchissimo di informazioni, facilmente accessibili, però spesso non sanno. Dei sacrifici. No, non conoscono, non hanno la conoscenza, hanno l'informazione. Non basta andare su Twitter, su Facebook e vedere quello che fanno gli altri, perché c'è un bagaglio enorme di informazioni, bisogna capirla, comprenderla, bisogna fare formazione. Bisogna andare a scuola. Ecco, infatti io voglio questo sapere, è importante, ecco, la scuola di Vicenza. Che cosa ha notato nell'approcciare con i giovani? Qual è il problema? Perché qua magari ci sono tanti aspiranti chef. Ne parlavamo prima, i giovani arrivano e bisogna un attimino partire da zero, bisogna partire da zero, dalla base, e si va. Perché quindi giustamente vuol dire che prima non hanno imparato. Capito? Questo è il dramma. Non hanno imparato, ma hanno appreso, è così. Però diciamo giustamente prendendo nozioni da internet, prendendo nozioni ti arrivano che magari pensano, perché bisogna dire pensano di sapere, e dopo ti cadono proprio sulle banalità. È importante sapere, io ho piacere che l'ESA faccia scuola anche a quelle che lui ha chiamato casalinghe, perché altrimenti le nostre produzioni tipiche di qualità spariscono a vantaggio dei semilavorati, dei preconfezionati, per cui non serve sapere cucinare per utilizzarli, ma è una perdita di valori. Perché dobbiamo privarci di questa diversità dei sapori? Tutti gli ingredienti che ha usato la signora, ma anche quelli che ha usato lui e che abbiamo visto 15 giorni fa, sono ingredienti che sono messi in quella ricetta perché ciascuno contribuisce a creare quel sapore, quel mosaico di sapori che distingue un piatto rispetto agli altri, che distingue un piatto fatto bene e diciamo espresso rispetto a quelli precucinati delle grandi industrie alimentari, che rimangano pure nel mercato, che ci stiano, però cominciamo a capire che sono un mondo diverso da quello che si può anche fare a casa. Meglio il ristorante però, il ristorante lo fanno gli altri, i bravi come lui, ed è meglio che vadano lì. Cultura quindi, Giannino Gabriel, manca una cultura, un qualcosa che va oltre l'informazione. Anche nell'abbigliamento, vero? Sì, io credo che nella ristorazione, come si è detto poc'anzi, sia importante la cultura della formazione che deve esserci, e quella che va oltre, diciamo, l'area scolastica, che entra a far parte poi nel mondo vero della produzione, quella che poi va a realizzare e premiare, diciamo, anche quello che è stato l'aspetto scolastico nel mondo del lavoro. E credo che questo possa portare appunto dei risultati soddisfacenti anche per il mondo della ristorazione. Per quanto riguarda, se devo entrare nell'ambito della moda, noi praticamente abbiamo appena fatto i saldi, sono stati dei saldi diversi, diciamo, da quelli degli scorsi anni, perché anticipati. Abbiamo accolto il weekend in senso molto positivo, hanno dato una risposta di un più 5% rispetto all'anno scorso, quindi direi sono andati bene. Che sono andati bene, sì. Abbiamo accolto l'interesse anche e soprattutto del consumatore, che vive i nostri stessi problemi, perché è un periodo non facile per
Ma i tuoi colleghi vanno a scuola, cioè il sistema Confcommercio che aiuta le imprese a ma io ho detto questo lo affronto dopo, fermola, perché siamo lì. in pubblicità. Io voglio fare l'ultima domanda perché mi sa che ci scappa l'uomo. E allora, la deflazione, che era stato un po' il tema iniziale, ne soffre anche il settore ahimè, la ristorazione, il tipo di ristorazione, bisogna vedere che tipo di ristorazione fai, perché se fai ristorazione, altissima ristorazione non soffre l'altissima. La medio-alta cominci, diciamo che un po' di... L'abbassamento dei prezzi bisogna farlo e la gente comunque lo apprezza. Lo apprezza. Lo apprezza e bisogna farlo, bisogna cercare il modo, noi dobbiamo trovare il modo, noi ristoratori, di dare il miglior prodotto al miglior prezzo. Una volta era molto più facile perché comunque, come dicevamo negli anni 50, quando c'era il boom economico, andava bene tutto e tutto poteva andare bene. Adesso la gente è molto più accorta nello spendere, io vedo questo a casa mia, diciamo, nel mio ristorante, è molto più accorta, è molto più attenta e anche molto più preparata. Questo è merito o demerito, questa è una roba molto soggettiva delle trasmissioni televisive. Quindi pretende di più? Pretende di più, sì, arriva che ha già una base, diciamo, che una volta non c'era, diciamo, ha delle basi di cucina che prima non c'erano, insomma. Mentre prima potevano mangiare, tu li proponevi e loro rimanevano stupiti, adesso tu li proponi, loro non restano così stupiti, però sai che devi andare a spiegargli anche la virgola proprio del piatto. Io faccio così, gli spiego anche la virgola. Sì. A me piace perché io esco, vado fuori dai clienti, me li coccolo, gli spiego i piatti, loro vedo che apprezzano molto la presenza mia in sala. Il ristorante dov'è? Il ristorante è a Spiazzo di Grancona, in provincia di Vicenza, si chiama ristorante Tre Quarti, è una quarantina di coperti fatti bene, coccolo, vi aspettiamo Mari anche adesso, visto che San Valentino è imminente, vi aspettiamo. Benissimo, allora andiamo in pubblicità rapidissimi, salutiamo il nostro ospite che deve volare per numerosissimi impegni che si assommano, voi ci rivediamo tra pochissimi secondi.